Buonasera a tutti amici della Pallacanestro e benvenuti al Pallasport System di San Vendemiano. Questa sera in campo Ruker San e San Vendemiano contro Virtus Padova, derby veneto. San Vendemiano entra in campo con Marco Perin numero 5, Edoardo Rossetto capitano numero 8, Dorde Malbasa numero 9, Mossi Marco numero 10 e Borsato Stefano numero 22. Virtus Padova risponde con il numero 8 Mazzonetto Emanuele, numero 10 De Nicolao Francesco, numero 11 Filippini Giacomo, numero 13 Piazza Andrea, numero 14 Ferrari Michele. Padova che arriva a questa partita da seconda in classifica, mentre San Vendemiano si presenta come settima della classe dopo due dolorose sconfitte, perse una in casa e una fuori casa di solo un punto. Tutto pronto al Pallasport System, si aspetta solo che le squadre entrino in campo per la palla 2. Palla 2 vinta dal numero 11 Filippine, poi la palla arriva a Piazza Andrea che gestisce l'azione d'attacco per la Virtus. Piazza va da De Nicolao, poi ancora Piazza, per un attimo pensa al tiro da 3 punti, ma è buona la difesa di Malbasa. Ancora Piazza contro Malbasa, finta, passo e tiro sbagliato, rimbalzo di Malbasa che lotta bene a rimbalzo, e poi palla in gestione a Stefano Borsato che va da Perin, poi ancora Borsato, va sotto da Rossetto, difeso da Mazzonetto, scarico fuori per il tiro da 3 punti di Marco Mossi, palla che sbatte sul primo ferro e rimbalzo di Padova con De Nicolao che poi apre su Piazza dentro per Ferrari che va a segno con 2 punti, primi punti di questa partita. Perin apre in punta da Malbasa che poi si appoggia sul Rossetto, scambio tra i due, arresto forte sbagliato da Malbasa, poi lotta bene a rimbalzo Perin ma gliela strappa dalle mani Piazza, poi litiga col pallone lo stesso numero 13, palla recuperata da Stefano Borsato e altra azione d'attacco per San Vendemiano. Perin, passaggio no look dentro per Mossi, il numero 10 però non se l'aspetta e quindi palla persa per San Vendemiano e possesso Padova. Sempre Piazza in palleggio, questa volta è difeso dal capitano Rossetto, poi apre su De Nicolao, poi Mazzonetto attacca Perin, non ci riesce, quindi scarico fuori per Piazza che attacca sempre Rossetto, Piazza fino in fondo, aiuto difensivo e forse anche stoppata di Marco Mossi, poi Malbasa va di là, in transizione subisce il fallo del numero 8 Mazzonetto, primo fallo di questa partita e primo fallo personale anche per Mazzonetto, sarà semplice rimessa dal fondo per i padroni di casa. Perin riceve da Borsato, poi sotto per Malbasa, liberissimo, non sbaglia ed è 2-2. Si sblocca anche San Vendemiano.
a 7 minuti e 40. Poi De Nicolao sotto per Filippini, che in qualche modo riesce a trovare l'appoggio tabellone e segnare 4-2 Padova. San Vendimiano è già di là. Perin attacca Mazzonetto, Perin fa tutto da solo e subisce il fallo del numero 14, anzi il fallo è proprio di Mazzonetto, che commette così il suo secondo fallo personale in questa partita. Saranno 2 tiri liberi per Marco Perin. Primo libero sbagliato dal numero 5 della Ruker. Secondo libero va a segno e quindi San Vendimiano si porta a 4-3. De Nicolao trova Filippini, poi sotto per Ferrari. Tiro da 3 punti di Piazza, sbagliato, rimbalzo di Filippini che poi sbaglia la correzione, ma rimbalzo ancora di Padova con De Nicolao. Tiro da 3 punti di Mazzonetto che va a segno, 7-3 Padova. Tiro a 3 punti in transizione di Marco Mossi che risponde alla tripla di Padova. E quindi il San Vendimiano rimane lì a contatto, punteggio di 7-6 sempre per gli ospiti, ma perlomeno San Vendimiano non lascia scappare gli avversari. Poi De Nicolao non si capisce con il compagno di squadra Piazza e nasce una palla persa per la Virtus e quindi altra azione d'attacco San Vendimiano. Rossetto riceve, poi va da Borsato che vuole attaccare. De Nicolao gli tocca la palla, poi si lotta su una palla vacante, l'ultimo a toccarla è Piazza, quindi sarà rimessa dal fondo per San Vendimiano. Borsato riceve, poi apre su Perin, non sfrutta il blocco di Malbasa, poi Perin scarico fuori per Rossetto che deve forzare il tiro a 3 punti, fuori equilibrio, il capitano la mette a segno e sorpasso San Vendimiano, 9-7, 5 minuti e 55 da giocare alla fine di questo primo quarto di gara. De Nicolao va da Mazzonetto, poi si va da Filippini, ancora Mazzonetto, sotto per Ferrari che gioca contro Rossetto, viene raddoppiato, la gioca bene il numero 14 perché trova uno scarico per il taglio liberissimo di Mazzonetto e quindi Padova che impatta San Vendimiano sul punteggio di 9 pari. Poi Perin, palleggio, resto e tiro sbagliato, rimbalzo di Mazzonetto, poi De Nicolao in palleggio difeso da Stefano Borsato. Si va sempre da Piazza, poi ancora De Nicolao in palleggio. Molti cambi difensivi per la Ruker. Ferrari attacca Marco Mossi che commette fallo, primo fallo per San Vendimiano e primo fallo personale anche per Marco Mossi. Sarà rimessa al fondo per Padova. Piazza riceve dalla rimessa, buona difesa di Rossetto, poi De Nicolao cerca uno scarico difficile per Ferrari. Borsato arriva prima di tutti a anticipare questo passaggio, tirò 3 punti poi anche di Borsato, palla che sbatte sul ferro, poi va a finire dietro il canestro e quindi ancora palla a Padova. De Nicolao va da Mazzonetto che poi consegna per Piazza, sfrutta il blocco di Ferrari, il numero 13, poi ancora Mazzonetto sotto da Ferrari che ha più chili e centimetri di Rossetto e sfrutta questo mismatch, infatti il numero 8 è costretto
a commettere fallo. Anzi, il fallo è stato commesso da Perin, anche lui primo fallo personale. Sempre Piazza, poi Filippini consegna per De Nicolao, sotto per Ferrari. Ferrari alza il tiro, batte sul primo ferro, il rimbalzo è di San Vendemiano con Borsato che va in transizione, trova Mossi che vuole attaccare Filippini, poi ci pensa, va da Malbasa, gioco difficile di Malbasa che trova un fischio a favore, fallo commesso da Ferrari che commette il suo primo fallo personale. Cambio per Marco Mian, fuori Marco Perin e dentro Giacomo Bloise col numero 3. Primo libero a segno per Malbasa. Secondo libero sbagliato e rimbalzo immediato di Ferrari che è già di là. Ferrari va fino in fondo, buona difesa di Malbasa e sarà ancora rimessa dal fondo per la Virtus. Filippini riceve dalla rimessa, poi consegna per Di Nicolao che attacca Borsato, va fino in fondo il numero 10, fa bene perché subisce il fallo del numero 22 di San Vendemiano e avrà a disposizione il tiro libero supplementare. Tiro libero aggiuntivo che va a segno per De Nicolao e quindi punteggio sul 10-10 quando mancano 3 minuti e 50 alla fine del primo quarto di gara. San Vendemiano attacca con Borsato in palleggio, scarico per Rossetto, per un attimo pensa al tiro da 3 punti, poi decide di attaccare ma mette il piede sulla linea, quindi palla persa per San Vendemiano e recuperata per Padova che ora va in palleggio con De Nicolao, va fino in fondo il numero 10, ancora una volta difesa troppo morbida di Borsato e De Nicolao punisce con altri 2 punti sotto il ferro. Bloise attacca, fuori per Mossi che decide di attaccare, Europass di Mossi che va a segno e subisce anche il fallo, potenziale gioco a 3 punti del numero 10 di San Vendemiano. Giocate mai banali le sue e molto importanti. Nel frattempo San Vendemiano cambia Borsato, il suo posto entra Durante col numero 7, cambia anche per Padova, fuori Mazzonetto e dentro il numero 5 Schiavon. Tiro libero aggiuntivo a segno per Mossi e San Vendemiano che si riporta a -1 da Padova. Fischio lontano dalla palla, fallo commesso da Bloise ai danni di Piazza. Filippini consegna per De Nicolao, poi Filippini riceve, si alza a 3 punti, tiro sbagliato, si lotta a rimbalzo, arriva Schiavon prima di tutti, tiro sbagliato anche dal numero 5, rimbalzo di Marco Mossi, poi Bloise in transizione, attacca, palleggio, resto, tiro a 3 punti che non va, rimbalzo Filippini e palla a Piazza che attacca Durante. Riceve il consegnato sempre Piazza, poi sotto da Ferrari. Ferrari contro Mossi che prova a rubargliela da dietro. Per Mossi non è fallo ma per gli arbitri sì, quindi saranno 2 tiri liberi per il numero 14 della Virtus.
Primo libero sbagliato da Ferrari. Uno su 2 del numero 14 e più 2 Virtus. Fuori Marco Mossi e al suo posto entra Marco Perin. Durante in palleggio, arresto e tiro a 3 punti che va a segno Giordano Durante, anzi è da 2 punti, 15 pari. Personalità questo ragazzo. Filippini va da Schiavon, sotto per Ferrari, sfrutta il mismatch ma la palla viene sputata dal ferro, poi si lotta al rimbalzo, palla che arriva Durante che lancia Bloise, poi decide di ragionare, Rossetto si alza a 3 punti, tiro sbagliato ma arriva primo di tutti sulla palla vagante, tiro a 3 punti di Giacomo Bloise, tripla importante per il sorpasso che non va, rimbalzo di Schiavon e poi palla Piazza che decide di ragionare. De Nicolao va sotto da Ferrari, fuori per Schiavon che si alza a 3 punti, tiro sbagliato ma il rimbalzo è di Ferrari, tiro a 3 punti di De Nicolao che va a segno, più 3 Virtus Padova. Perin attacca, scarico fuori, poi Durante attacca e poi c'è un fallo in attacco, fallo commesso probabilmente da Giordano Durante. Cambio per Padova, fuori De Nicolao e al suo posto entra il numero 9 Pellicano Nicolò. Palla dentro per Filippine, scarico fuori, Piazza, finta il passaggio, poi passaggio per Pellicano che attacca, buono scarico per Filippini che sbaglia. La butta fuori dall'area Malbasa, poi Bloise in transizione, Durante, finta di tiro di Rossetto che va fino in fondo, appoggia al tabellone, trova 2 punti importanti il capitano che riporta la sua squadra sul -1. Poi Pellicano attacca Durante, 30 secondi alla fine del primo quarto, Piazza sotto per Schiavon ma c'è un fallo in attacco. Fallo commesso da Filippini che commette il suo primo fallo personale. Cambio per San Vendemiano, fuori Rossetto, dentro Borsato e fuori anche Ferrari, al suo posto entra il numero 33 Bovo Davide. Bloise in palleggio, trova Perin, 13 secondi, 12, 11, sotto per Malbasa, tiro in allontanamento il numero 9 che non tocca neanche il ferro, rimbalzo di Bovo, poi su Piazza che può provare così l'ultimo tiro, la Virtus, Piazza attacca Durante, arresto e tiro a 3 punti che va a segno Andrea Piazza. 21-17 il primo quarto, più 4 Padova. Grazie a questa tripla allo scadere della sirena. Buon tiro per Piazza. Un punto per Perin, 2 punti Durante, 5 punti Rossetto, 3 punti Malbasa, 6 punti Mossi. Per Padova invece 3 punti Mazzonetto, 8 punti De Nicolao, 2 punti Filippini, 5 punti Piazza e 3 punti Ferrari. San Vendemiano per questo secondo quarto di gara si presenta con Borsato, Malbasa, Perin, Lurini e Bloise, mentre Padova con Schiavon, Ferrari, Piazza, Bovo e Pellicano.
Bloise trova Malbasa che scivola, arriva però sulla palla vagante Bloise, quindi ha possibilità di ricominciare l'azione di attacco. Fallo lontano dalla palla di Pellicano ai danni di Perin, primo fallo personale per il numero 9. Perin riceve, poi va da Borsato che attacca Schiavon, palleggio restrittivo il numero 22 che si ferma sul primo ferro, rimbalzo di Bovo, poi Pellicano apre per Piazza, Bovo va da Pellicano ancora, poi Piazza, Ferrari, ancora Schiavon, buona circolazione di palla di Padova che fa toccare la palla a tutti i suoi giocatori in campo, poi la palla arriva sotto a Bovo e subisce il fallo del numero 5 Perin. Sono 2 tiri liberi per Bovo. Primo libero sbagliato per Davide Bovo. Secondo libero che va a segno del numero 33 più 5 Padova. Malbasa riceve, poi consegna a Perin. Fuori per Borsato che attacca Schiavon. Fallo commesso al numero 5 della Virtus, primo fallo personale e secondo fallo di squadra per Padova. Fuori Perin e in campo Rossetto. Borsato va da Bloise, poi Lurini. Bloise contro Ferrari, si alza a 3 punti il numero 3, tiro corto e palla che esce, quindi rimessa a Padova. Piazza va da Bovo che poi si appoggia a Ferrari, passaggio dentro ancora per Bovo, poi di nuovo palla fuori per Piazza, sfrutta il blocco di Ferrari. Piazza, finta, passo e tiro a segno. Più 7 Padova e coach Mian obbligato a chiamare il time out. Squadra di nuovo in campo, rimessa a San Vendemiano, Borsato in palleggio. Borsato da Lurini, poi riconsegna al numero 22, Borsato in palleggio, trova Lurini che si alza a 3 punti il numero 11. Tripla che va a segno, tripla importante. Buona uscita dal time out per San Vendemiano. Ferrari consegna a Piazza.
difeso da Borsato, cambio difensivo, palleggio, arresto e tiro di Piazza che va a segno. Brutta difesa qua di San Vendemiano. Poi Borsato in transizione si alza dalla linea dei 3 punti e mette a segno la tripla del -4. Piazza attacca, fa tutto da solo, perde palla, poi la recupera, la riprende e poi commette passi. Buona aggressività qua della difesa di San Vendemiano e anche del numero 13, che però commette l'infrazione dei passi e quindi perde palla. Cambio per Padova, fuori Ferrari, dentro Filippini. Perin in palleggio, trova Borsato, ancora Perin, passaggio sbagliato da Perin, recuperato da Padova che si lancia in contropiede con Schiavon, poi Schiavon sotto da Bovo, Bovo fuori per Pellicano, attacca il numero 9 De Nicolao, tirò 3 punti del numero 10, sbagliato il rimbalzo di San Vendemiano con Borsato che parte in transizione. Borsato attacca, palleggio, resto e tiro corto e rimbalzo di Pellicano che manda in contropiede la Virtus, che esegue benissimo il contropiede con De Nicolao per Bovo e 2 punti a segno. Poi Perin in transizione va fino in fondo, subisce il fallo del numero 11 Filippini, secondo fallo personale, 2 tiri liberi per Perin. Primo libero a segno per Perin. Due su 2 del numero 5, San Vendemiano a -4. Schiavon consegna per De Nicolao, poi ancora Schiavon, tirò 3 punti del numero 5 che va a segno. Difesa molle questa di San Vendemiano, poi rischia di perdere palla, buon recupero di Bovo, poi di nuovo palla persa da De Nicolao, Borsato la recupera, poi gestire l'azione attacco, passaggio dentro per Lurini che segna probabilmente anche con un fallo, non è così per gli arbitri ma va bene lo stesso perché il numero 11 mette a segno 2 punti che riportano San a -5. Poi Pellicano per Schiavon, Filippini, De Nicolao pensa al tiro 3 punti, poi va dentro l'area, tiro sbagliato da Filippini e da De Nicolao e rimbalzo di Borsato. Poi Perin si lancia in contropiede, scarico per Borsato, si alza a 3 punti il numero 22, tiro corto ma riesce a prendere il rimbalzo e quindi altra azione d'attacco per San Vendemiano con Perin che attacca Pellicano, passaggio dentro per Rossetto e dopo palla guadagnata da Pellicano e possesso Padova. Time out ospite, punteggio di 32-27 per gli ospiti Virtus Padova, 5 minuti e 24 da giocare. Squadre di nuovo in campo, San Vendemiano con Perin, Rossetto, Lurini, Mossi e Borsato, Padova con Pellicano, Schiavon, Bovo, De Nicolao e Ferrari, anzi Filippini.
Pellicano in palleggio per la Virtus, si appoggia Filippini che gliela riconsegna, poi Schiavon difeso da Mossi, tiro a 3 punti di Bovo a segno, più 8 Padova. Perin da Borsato, fuori per Mossi, si alza a 3 punti il numero 10, triple importante che non va al rimbalzo di De Nicolao, che poi può gestire l'azione in attacco. Il numero 10, passaggio dentro per Filippini e più 10 Padova. Rossetto va da Mossi, poi Perin da Borsato, attacca, tiro forzato del numero 22, sbagliato, rimbalzo di Bovo. Poi De Nicolao va in transizione velocissimo, trova Pellicano, riceve Bovo, si alza a 3 punti, il numero 33 sbaglia e la palla esce, quindi possesso San Vendemiano. Borsato perde palla in palleggio e De Nicolao va in contropiede, più 12 Padova. Break importante questo degli ospiti. Adesso San Vendemiano deve trovare la forza di reagire. Mossi riceve sotto il ferro, subisce fallo, avrà a disposizione 2 tiri liberi, terzo fallo per Filippini. Doppio cambio per San Vendemiano, fuori Borsato e Lurini, al loro posto Durante e Malbasa. Doppio cambio anche per Padova, fuori Filippini e Pellicano, dentro Ferrari e Piazza. Durante riceve, va da Perin, passaggio dentro per Malbasa, toccata da Ferrari, sarà rimessa al fondo per San Vendemiano. Mossi attacca, tiro in allontanamento il numero 10, palla sputata al ferro, rimbalzo di Bovo. Bovo la gira su Schiavon, poi De Nicolao attacca Durante, cambio difensivo di San Vendemiano, Schiavon finta il tiro, poi va fino in fondo e subisce il fallo del numero 7 Durante, primo fallo personale e 2 tiri liberi per Schiavon. Primo libero a segno per il numero 5. Due su 2 per Schiavon e Padova più 14. Perin va da Mossi, poi Rossetto sotto da Mossi, Perin attacca, scarico fuori per Perin che si alza a 3 punti, mette a segno una tripla importante, accorcia le distanze a 11 punti, 2 minuti e 45 a giocare alla fine di questa prima metà di gara. Nel frattempo Piazza riceve, poi apre su Bovo, poi scarica su De Nicolao, dentro per Bovo, si lotta su ogni pallone, alza la parabola De Nicolao e palla che entra, e di nuovo più 13 Padova e Mian obbligato a chiamare time out. Time out effettuati e squadre di nuovo in campo, 2 minuti e 27 da giocare, rimesso al fondo San Vendemiano. Mossi pressato subito,
rimessa di Mossi. San Vendemiano che rischia a perdere sulla pressione di Padova tutto il campo, poi se ne esce bene Perin con l'aiuto di Durante. Poi Mossi consegna per Perin, ancora Mossi che attacca, scarico fuori per Durante che va sotto da Malbasa. Malbasa contro Ferrari, raddoppiato. Piede di Padova, riciclo a 14 secondi, altra azione d'attacco per San Vendemiano. Durante riceve dalla rimessa, poi attacca De Nicolao che rischia di portare via la palla è ancora per San Vendemiano. Padova che ha quella marcia in più soprattutto dal punto di vista difensivo, non molla mai fino all'ultimo, l'ha dimostrato anche in questa azione De Nicolao. Poi Rossetto attacca fino in fondo, scarico per Malbasa, finta di tiro e poi a segno con 2 punti, punteggio di 43-32 per Padova. Schiavon va da piazza, poi palleggio, passaggio dentro per De Nicolao, passaggio poi per Ferrari che alza la parabola, palla che si ferma tra ferro e tabellone, palla 2 e possesso per Padova. Schiavon riceve, tiro sbagliato, si lotta al rimbalzo, la vince De Nicolao e poi altra azione Padova. Piazza, difeso, cambio difeso San Vendemiano, Piazza contro Malbasa, è più veloce, palleggio resto il tiro di Piazza che non tocca neanche il ferro e quindi rimessa dal fondo per San Vendemiano. Perin scambia con Mossi che ha problemi di ricezione, scivola la palla Marco Mossi, infrazione al campo del numero 10, altra palla persa in maniera molto banale da San Vendemiano. 1 minuto alla fine della prima metà di gara, punteggio di 43-32. Con Padova che ha l'inerzia della partita, poi Piazza riceve, mette il piede sulla linea, palla persa dal numero 13 e ora San Vendemiano deve fare una buona azione d'attacco per accorciare le distanze al di sotto della doppia cifra. Durante chiama lo schema di gioco, poi va da Perin, sotto da Mossi, spinto da Bovo, 2 tiri liberi per Marco Mossi e primo fallo personale del numero 33 della Virtus. Primo libero a segno per Mossi. 2 su 2 del numero 10, distanza di 9 punti tra le due squadre, fuori Perin, dentro Bloise. De Nicolao riceve, poi va velocissimo in contropiede, stoppato, buona difesa di San Vendemiano, rimbalzo recuperato da Mossi che poi alza il parabolone per Malbasa che va in reverse, sbaglia, rimbalzo di Piazza. Riceve, va da De Nicolao, poi sempre Bovo, questa volta va da Schiavon, passaggio sbagliato a Schiavon, recuperata da Bloise, tiro a 3 punti di Rossetto corto, tiro che arriva allo scadere del secondo quarto di gioco, punteggio di 43-34 per gli ospiti.
Distanza di 9 punti tra le due squadre. Tutto pronto per questa seconda metà di gara. San Vendemiano è in campo con Borsato, Rossetto, Mossi, Perin e Malbasa. Virtus Padova risponde con Ferrari, De Nicolao, Piazza, Filippini e Mazzonetto. Possesso San Vendemiano, Perini in palleggio, subito molto intenso il numero 5, poi trova Borsato che attacca, va fino in fondo, tiro sbagliato, rimbalzo di Padova con De Nicolao. De Nicolao ancora velocissimo, attacca, va fino in fondo, la tocca rimbalzo Ferrari, palla che arriva a Filippini, altro possesso Padova con Piazza che chiama lo schema. Poi va sotto da Ferrari, passaggio fuori per Mazzonetto, fallo in attacco di De Nicolao ai danni di Rossetto e palla recuperata da San Vendemiano. Perin sempre in palleggio, il numero 5, attacca, va fino in fondo, tiro sbagliato, il rimbalzo di Filippini. Poi Ferrari va da Filippini, Piazza, chiama lo schema per De Nicolao, difeso da Borsato, De Nicolao trova Mazzonetto, fuori per Filippini che si alza a 3 punti, tiro sbagliato, si lotta al rimbalzo. Prende il rimbalzo Rossetto che subisce anche il fallo di Ferrari, primo fallo personale per Ferrari e secondo fallo di squadra per Padova. Dopo 1 minuto e 10 secondi, punteggio ancora intatto tra le due squadre. Tiro da 3 punti di Mossi, palla sputata dal faro ma arriva al rimbalzo Malbata che segna 2 punti. Piazza va da De Nicolao, guarda sotto il ferro, poi trova Mazzonetto. Liberissimo, mette a segno 2 punti all'interno del pitturato. Di nuovo più 9 Padova. Perina attacca, trova Mossi, sotto per Malbasa, scarico fuori immediato per Rossetto che attacca Mazzonetto. Rossetto subisce il fallo di Ferrari che commette il suo secondo fallo personale. Saranno 2 tiri liberi per il capitano di San Vendemiano. Primo libero a segno per Rossetto. Due su 2 del numero 8. De Nicolao supera la pressione accennata di San Vendemiano, poi trova Ferrari che consegna per Mazzonetto. Mazzonetto da Filippini, consegnato per Piazza. Cambio difensivo di San Vendemiano, Piazza attacca, palleggio, resto e tiro in allontanamento, tiro sbagliato, rimbalzo San Vendemiano con Mossi che subisce anche il fallo del numero 8 Mazzonetto. Terzo fallo personale per Mazzonetto. Anzi, quarto fallo personale per Mazzonetto. Quarto fallo di squadra per Padova. Perin in palleggio trova Borsato, tiro a 3 punti il numero 22, tiro sbagliato e rimbalzo di Ferrari che si lancia in contropiede. De Nicolao fuori per Mazzonetto, tiro a 3 punti del numero 8 che va a segno e più 10 Padova.
Mossi per Perin, riceve tiro a 2 punti, sbagliato, rimbalzo di Mazzonetto che poi consegna a Piazza. De Nicolao cerca sotto il ferro Ferrari, anticipato a Marco Mossi che si lancia in contropiede, tiro sbagliato di Mossi, se la toccano a rimbalzo tra di loro gli attaccanti di San Damiano e quindi possesso che torna a Padova, cambio per coach Mian, fuori Borsato, dentro Bloise. Cambio per Padova, fuori Mazzonetto e dentro Schiavon. De Nicolao da Filippini, poi Ferrari. Schiavon trova sotto il ferro Filippini, passaggio fuori per Piazza. Piazza attacca Malbasa, scarico per De Nicolao, altri 2 punti sotto il ferro. Bloise in palleggio, va da Perin, poi Mossi, sotto da Malbasa. Malbasa contro Filippini, tiro sbagliato, rimbalzo di Ferrari che si lancia in contropiede, buona difesa di Rossetto, poi scarico per il tiro a 3 punti che non va di De Nicolao, rimbalzo San Damiano, Bloise si lancia subito in attacco, Bloise velocissimo fino in fondo, tiro sbagliato e rimbalzo Padova. Troppi errori per San Damiano, troppa frenesia. De Nicolao va da Piazza che subisce il fallo di Giacomo Bloise, secondo fallo personale, primo fallo di squadra per San Damiano, rimessa laterale per Padova. Schiavon riceve, poi trova De Nicolao, si alza a 3 punti, tiro sbagliato, lotta a rimbalzo Filippini ma mette il piede fuori dal campo e quindi palla a San Damiano. Bloise, Perin riceve da Bloise, poi Mossi va dentro, altro tiro sbagliato da San Damiano e il rimbalzo di Ferrari che poi si affida a De Nicolao. De Nicolao scambia con Schiavon, poi passaggio dentro alley up che va a segno di Piazza e time out per Mian e San Damiano, più 14 Padova. Di nuovo in campo, rimessa di Perin che si affida a Bloise. Bloise in palleggio, attaccato da Piazza che per un soffio non recupera la palla, poi Bloise va fino in fondo e subisce il fallo proprio di Piazza, quindi anche una botta al ginocchio il numero 3. Primo fallo personale per Piazza. Due tiri per Bloise.
Primo libero sbagliato da Bloise. Uno su due del numero 3 che viene richiamato in panchina dopo la botta ricevuta. Al suo posto entra Durante col numero 7. De Nicola in palleggio per Padova, difeso da Perin. Poi va da Filippini che trova Piazza, difeso. Schiavone per un attimo pensa al tiro a 3 punti, raddoppiato, buona difesa di San Vendemiano. Filippini fuori per Ferrari che si alza a 3 punti, tiro cortissimo. Infrazione di 24 per Padova e palla recuperata a San Vendemiano. Perin va da Rossetto, sotto per Malbasa, fuori per Durante, tiro a 3 punti del numero 7 sul primo ferro, ma rimbalzo sempre di Durante che troppo dopo scarica malissimo per Malbasa. Viene lanciato in contropiede De Nicolao che non sbaglia. Perin va da Mossi, tiro a 3 punti del numero 10, triple importante che non va, rimbalzo sempre di Mossi che poi subisce anche il fallo di Piazza, avrà a disposizione due tiri liberi il numero 10. Cambio per San Vendemiano, fuori Durante, di nuovo in campo Bloise. Cambio anche per Padova, fuori Piazza e dentro Pellicano. Primo libero sbagliato da Mossi. Uno su due del numero 10, meno 14 San Vendemiano. 3 minuti e 20 a giocare alla fine del terzo quarto di gioco. Ferrari riceve, fuori per Filippini, si alza a 3 punti, tiro sbagliato, si lotta al rimbalzo. Fischio dell'arbitro, fischio contro San Vendemiano, fallo di Malbasa a rimbalzo. Filippini riceve, poi consegna De Nicolao che attacca, scarico per Filippini in volo di De Nicolao, palla vagante lasciata a Bloise perché l'ultimo a toccarla è un giocatore di Padova, quindi rimessa a San Vendemiano. Bloise va da Malbasa, poi aspetta il movimento dei compagni, consegna Mossi, Perin, passaggio a tagliare il campo, Bloise riceve 3 punti, altro pallone che si ferma sul primo ferro, poi riesce a prendere il rimbalzo. Bloise, c'è un fischio a suo favore, fallo commesso da Schiavone che commette il suo secondo fallo personale, saranno 2 tiri liberi per Bloise. Cambio San Vendemiano, fuori Perin e dentro Borsato. Primo libero a segno per Bloise. Due su due del numero 3, meno 12 San Vendemiano. Difesa tutto campo di San Vendemiano, Pellicano raddoppiato, buona difesa di San Vendemiano,
tanto che Pellicano commette fallo, questa è giusta, e commette infrazione di passi, questa è la giusta intensità dei ragazzi di Mian. Messa al sfondo, San Mediano. Mossi riceve, poi consegna a Bloise, alti, spazio per il tiro, 3 punti, importante che non va, rimbalzo di Schiavon. Ferrari sotto per De Nicola, buona difesa di Bloise che anticipa il passaggio, poi sempre Bloise in contropiede per Mossi, scarico fuori per Borsato, tiro a 3 punti, il numero 22, tripla importantissima di Stefano Borsato, l'ex Siena mette una tripla pesante che riporta San Vendemiano a -9. Poi Padova perde una palla in attacco. Buona reazione dei coach, dei ragazzi di coach Mian. E ora time out chiamato da Padova. Possiamo venire con Mossi, Borsato, Bloise, Malbase, Rossetto. Padova con Pellicano, De Nicola, Bovo al posto di Ferrari, Schiavone e Filippini. Borsato attacca, poi palleggio resto di tiro il numero 22 che non va, ma riesce a prendere anche il rimbalzo. Poi va da Bloise. Bloise attacca Pellicano, va fino in fondo Giacomo Bloise, altri 2 punti per San Vendemiano. Pellicano in palleggio, va da Bovo. Il movimento dei suoi compagni sotto da Filippini, difeso da Mossi, fuori per Schiavon, ancora Bovo, Pellicano contro Borsato, altra infrazione di passi da Pellicano e buona difesa dei ragazzi di coach Mian. Pellicano richiamato in panchina, al suo posto entra e ritorna in campo piazza. 1 minuto e 14 alla fine del terzo quarto, più 7 Virtus Padova. Bloise palleggio, resto e tiro, 2 punti che vanno a segno di Giacomo Bloise e San Vendemiano in un amen torna a -6. Altra buona difesa di ragazzi di coach Mian. Bovo va da piazza, tiro a 3 punti di piazza, fuori equilibrio non va, slotta rimbalzo Bovo, poi la palla arriva a Filippini che mette a segno 2 punti. 2 punti un po' casuali questi di Padova, ma buona la difesa di San Vendemiano che poi però perde una palla banale in palleggio con Bloise, con Rossetto obbligato a commettere fallo su piazza. De Nicolao scambia con Filippini, poi ancora De Nicolao, attacca Malbasa, stoppato da Malbasa e possesso ancora per Padova. Riceve, poi va da Di Nicolao che attacca Borsato, fuori per Bovo, si alza a 3 punti, tiro corto, poi palla vagante in cui dorme San Vendemiano, poi scade l'azione nel terzo quarto di gara, punteggio di 49-56 per Padova. Di gioco San Vendemiano con Bloise, Rossetto, Mossi, Malbase, Borsato, Padova con Filippini, Bovo, Piazza, De Nicolao e Schiavon.
Piazza riceve, poi va da Bovo, De Nicolao, Schiavon si alza a 3 punti, tiro corto, rimbalzo San Vendemiano con Malbasa che si lancia in contropiede, poi va da Bloise, Bloise attacca, scarico per Borsato, poi Mossi dentro per Malbasa che viene anticipato da Filippini e palla recuperata da Padova. Piazza va su De Nicolao, poi ancora Piazza per un attimo pensa al tiro 3 punti e poi subisce il fallo di Malbasa, avrà a disposizione 2 tiri liberi, il numero 13. Secondo libero sbagliato da Piazza che però Padova prende il rimbalzo e va a segno di nuovo più 10. Bloise sotto la Malbasa che attacca Filippini, Malbasa va fuori dal campo e quindi altra palla persa da San Vendemiano. De Nicola in palleggio sulla pressione di Borsato, poi va da Bovo. Bovo va da Piazza. Poi no look per Schiavon, buona difesa di Rossetto, tiro difficile di Schiavon, sbagliato rimbalzo di Malbasa che apre su Bloise. Bloise dentro per Malbasa. Malbasa raddoppiato, scarico per Borsato, trova Rossetto sull'angolo, si alza a 3 punti. Tripla del capitano, importante, meno 7 San Vendemiano. Filippini apre su Piazza, sempre Piazza in palleggio, va da Schiavone, sotto per Filippini, palla recuperata da Sanve, buona difesa questa dei padroni di casa. Cambio per Padova, fuori Schiavone, dentro Mazzonetto. Rossetto su Bloise. Mossi su Bloise ancora, tiro a 3 punti, altra tripla dall'angolo di San Vendemiano e si riporta a meno 4, 7 minuti e 25 da giocare alla fine della partita. De Nicola in palleggio, poi va su Filippini, anticipo di Bloise ma la palla esce, quindi ancora possesso per Padova. Cambio per Coach Mian, fuori Rossetto, dentro Perin, cambio anche per Padova, fuori Filippini, dentro Ferrari. Bovo consegna per De Nicolao che attacca, va fino in fondo, la tocca Malbasa. Ora mismatch tra i due, poi Ferrari riceve, va sotto da Bovo che subisce il fallo di Mossi. Rimessa laterale per Padova, affidata da Nicolao.
De Nicolao attacca fino in fondo, sbaglia, poi Malbasa abbracciato letteralmente da Ferrari che commette il fallo. Terzo fallo personale per Ferrari e palla recuperata da San Vendemiano. Rimessa di Bloise che si affida a Perin che attacca Mazzonetto che ha 4 falli. Poi Borsato va da Bloise, tiro a 3 punti il numero 3, la tripla non va ma il rimbalzo è di Malbasa che lotta contro Ferrari, raddoppiato Malbasa, si gira sul perno e va a segno. Malbasa, -2 San Vendemiano, 6 minuti e 30 da giocare. Che reazione i ragazzi di Mian. Ora l'inerzia dalla loro parte, c'è bisogno di un'altra buona difesa. Bovo riceve, scarica su Piazza che attacca, poi trova Bovo, si alza a 3 punti il numero 33, tiro sbagliato e rimbalzo di Borsato. Poi Perin attacca e poi va da Bloise. Bloise sotto da Mossi, si gira in allontanamento Marco Mossi e mette a segno il canestro del pareggio di San Vendemiano. 59 pari, 5 minuti e 40 da giocare. Mazzonetto va da Piazza, poi ancora da Ferrari che attacca Malbasa. Ferrari gira sul piede perno, sbagliato, il rimbalzo è di Bovo che poi però Bovo stoppato, la palla poi finisce fuori, palla ancora Padova, cambio per Mian, fuori Borsato e dentro Rossetto. Poi c'è gioco fermo per un colpo subito da Rossetto. Palla che resta a Padova. De Nicolao sempre in palleggio, difeso da Bloise. De Nicolao si alza a 3 punti, la tripla non va, rimbalzo di Bloise. Buon tagliafuori di Malbasa su Ferrari. Mossi ancora da Bloise, Bloise attacca. Poi va da Perin. Sotto da Malbasa e poi fallo di Bovo su Malbasa. Secondo fallo personale di Bovo e time out per Padova. 4 minuti e 59 da giocare, punteggio di 59 pari. Squadre di nuovo in campo dopo questo time out. San Vendemiano con Bloise, Mossi, Malbasa, Rossetto e Perin. Virtus Padova con Bovo, De Nicolao, Mazzonetto, Piazza e Ferrari. Palla toccata da De Nicolao, ancora rimessa a San Vendemiano. Perin riceve, poi scarico per Mossi, tiro a 3 punti del numero 10.
che va a segno ed è +3 San Vendemiano. Piazza in palleggio contro Perin. Bovo, poi De Nicolao. Difesa forte di Malbasa che commette il suo quarto fallo personale. È un po' un problema perché San Vendemiano quest'oggi è un po' decimata soprattutto sotto il ferro con l'infortunio di Vedovato. Poi Perin la tocca dietro a Piazza, sotto per Marco Mossi ed è +5 San Vendemiano. Tiro sbagliato da Padova, rimbalzo San Vendemiano con Perin che ora ha la possibilità di rallentare il gioco. Perin, tiro da 3 punti fuori equilibrio di Perin, non va, rimbalzo di Blois e di Malbasa che poi subisce anche il fallo del numero 14 Ferrari, quarto fallo personale, doppio cambio per Padova, fuori Bovo e Mazzonetto, dentro Schiavone e Filippini. Finta il tiro, poi tiro sbagliato, rimbalzo di Schiavon. 3 minuti e 45 da giocare. Possesso Padova con Schiavon che va sotto da Ferrari che attacca Malbasa. Ancora Ferrari vuole far commettere il quinto fallo Malbasa. Poi prende il rimbalzo De Nicolao ma il piede è sopra la linea, quindi palla recuperata da San Vendemiano. +5 per i padroni di casa, 3 minuti e 33 da giocare alla fine della partita. In palleggio Bloise chiama lo schema. Mossi consegna ancora Bloise. Bloise va da Rossetto sotto per Malbasa. Malbasa attacca Filippini, scarico per Mossi che alza la parabola e va a segno Marco Mossi. +7 San Vendemiano. Break personale di 7 punti di Marco Mossi. Tiro a 3 punti di Schiavon, non va, rimbalzo di Mossi con la collaborazione di Perin che si lancia in attacco, poi decide di rallentare i ritmi. 2 minuti e 40 da giocare. Mossi attaccato da Ferrari che commette fallo, quinto fallo personale di Ferrari. E saranno 2 tiri liberi per Mossi. Ferrari esce quindi per 5 falli, torna in campo al suo posto Davide Bovo. Anzi no, sarà semplice rimessa laterale per San Vendemiano, in quanto Padova entra adesso in bonus. Malbasa riceve la rimessa, poi consegna per Perin che sfrutta il blocco proprio del numero 9. Perin attacca fino in fondo, Marco Perin si appoggia al vetro ed è +9 San Vendemiano. Ribattata completamente la situazione al Palasport System e time out obbligato per coach Rubini che richiama i suoi in panchina per questi ultimi 2 minuti e 28 di Ruker Sanve Virtus Padova. Squadra di nuovo in campo, San Vendemiano con Bloise, Mossi, Perin, Malbasa e Rossetto. Padova con Filippini, Schiavon, Bovo, De Nicolao e Piazza.
Schiavon attacca Malbasa, va fino in fondo Schiavon, buona difesa di Mossi che però commette fallo, il numero 10. Quarto fallo personale di Marco Mossi, 2 tiri liberi a disposizione per Schiavon. Primo libero a segno per Schiavon, 2 su 2 del numero 5 Padova che torna a meno 7. Fallo di Piazza ai danni di Marco Mossi, 2 tiri liberi per il numero 10 e terzo fallo personale per Andrea Piazza. Primo libero a segno per Mossi. Due su 2 del numero 10. Le distanze ora tornano a essere di 9 punti con 2 minuti da giocare. E Mossi mette a segno il suo 20° punto della partita. Poi attenzione, Bovo cade a terra, tiro da 3 punti di Filippini, non va, rimbalzo di Malbasa. Poi Perina condurre l'azione d'attacco che subisce il fallo di Bovo. Sono altri 2 tiri liberi per San Vendemiano, questa volta alla lunetta andrà Marco Perin. Primo libero a segno per Perin. Due su 2 del numero 5, punteggio di 72-61 San Vendemiano. Schiavon consegna a De Nicolao, poi De Nicolao finta il passaggio, tiro che non va, si lotta a rimbalzo, Perin arriva ma la palla è già uscita, quindi ancora possesso Padova. Rimessa a Padova con De Nicolao che va da Schiavon, attacca, scarico sotto per Filippini che segna. Perin poi da Bloise, pressione tutto campo di Padova, ne esce bene però San Vendemiano. Ora il cronometro dalla sua parte, Perin attacca, va da Bloise che torna da Perin, vuole giocarla fino in fondo San Vendemiano. Perin tiro da 3 punti, Perin sbagliato, si lotta a rimbalzo, il primo a arrivare sulla palla è De Nicolao che in transizione si arresta da 3 punti, tiro sbagliato, rimbalzo però ancora di Padova con Piazza che è liberissimo, segna altri 2 punti, time out di coach Mian perché Padova è tornata a meno 7 e ci sono ancora 56 secondi e 8 decimi a giocare. In campo per questi ultimi 56 secondi, San Vendemiano con Rossetto, Perin, Malbasa, Bloise, Mossi, Virtus Padova con De Nicolao, Piazza, Bovo, Filippini e Schiavon. Bloise attacca sulla difesa forte di Padova che in maniera un po' aggressiva riesce a recuperare la palla, poi tiro a 3 punti di Schiavon, fallo commesso da Mossi che commette il suo 5° fallo, 3 tiri liberi per Schiavon.
rimossi per 5 falli in campo Niccolò Lurini col numero 11. Primo segno per Schiavon. Due su 2. Tre su 3 di Schiavon e Padova, meno 4. Loise riceve, va forte De Nicolao. Ora Padova rischia il tutto per tutto, pressione tutto campo. Loise riceve su De Nicolao, poi Malbasa può attaccare Malbasa e subisce il fallo di Bovo, quarto fallo personale di Bovo e 2 tiri liberi a disposizione di Malbasa. Primo libero sbagliato da Malbasa. Ora la palla pesa. 0 su 2 del numero 9. Ora Padova può avvicinarsi ulteriormente a San Vendimiano. C'è bisogno di una buona prestazione difensiva dei padroni di casa. Piazza contro Malbasa. Piazza, tiro a 3 punti di Piazza che non va. Rimbalzo di Bovo. Poi fuori per Filippini. Anticipo di Perin su De Nicolao che a 10 secondi alla fine va a segnare il canestro del +6. De Nicolao velocissimo, rischia di perdere palla, poi fuori per Bovo. 3 punti di Bovo che non vanno. Rimbalzo di Perin e San Vendimiano vince e rimonta questo spettacolo dell'area derby veneto tra Rucca e San Vendimiano e Virtus Padova. Prossimo appuntamento per San Vendimiano sarà un altro derby, questa volta in terra vicentina contro la Trama Rossa Vicenza.